Buonasera maestro, tutto bene? Tutto bene, tutto a posto, tutto Benissimo, bene, tutto ci bene. troviamo al San Carluccio, che bello, io sono emozionato a stare vicino a San te. Carluccio, teatro, piccolo teatro storico, dove l'ha fatto nascere Franco Nico e Pina Cipriani, e per me ogni volta che entro, calco questo palcoscenico, è una grande emozione che mi ricorda questi due grandi personaggi di una Napoli di altri tempi. Che non c'è sta più. Che non c'è più, No, che c'è, non c'è, insomma, ci c'è sta in mezzo. E noi poi per questo facciamo questo spettacolo, no? Per A proposito, dimostrare, bravo, siamo qui per questo. per questo, per dimostrare che questa Napoli, la vera Napoli, ancora c'è sta, ancora palpita forte. Certo, E come tu si la chiama? fai sentire, il maestro mi anticipa, e tu la fai sentire alla grande con un pezzo straordinario che secondo me tu mi stai a cantare questo pezzo, poi c'è venuto il Simurio, Silenzio del Cuore. Silenzio del Cuore è una canzone. Silenzio del Cuore è il titolo di questo spettacolo musicale, è un viaggio attraverso le canzoni e le poesie che poi Salvatore vi spiegherà meglio. Perché ho Silenzio del Cuore? Perché Silenzio del Cuore è l'ultimo pezzo che ha scritto per me Marco Fasana, che è un autore giovane molto bravo. E io vorrei incominciare anch'io una strada nuova, tra virgolette, perché anche in passato ho scritto delle canzoni con alcuni amici importanti, per i napoletani che ricordano bene i Satici Piangenti, Renato Rotigliano che non c'è più, le ho scritte altre con Benedetto Casillo che è un mio anche grande amico, e basta. Poi insomma le ho lasciate sempre così da parte. Adesso vorrei provare a lasciare qualcosa anche di mio, interpretativo chiaramente, perché la canzone l'ha scritta Marco Fasano. Il pezzo mi piace tantissimo, vedo che piace, allora ho detto perché no, usare i soliti titoli, il canto napoletano che ne ho usati tantissimo, le canzoni, usiamo questo titolo di questa nuova canzone e la presentiamo anche ufficialmente al pubblico napoletano. Beh, in realtà questa canzone poi è un trampolino, no? Perché Sì. noi parliamo dell'amore. Certo, andiamo avanti. Certo, l'amore delle donne, parliamo della femminilità delle donne del mare, e non solo questa bellissima contraddizione delle donne napoletane che sono un po' come il mare, docili, che sanno essere docili, ma sanno essere anche tumultuose e tempestose. Infatti. Ovviamente noi raccontiamo l'amore, la raccontiamo attraverso i grandi poeti. I grandi poeti, Salvatore Giacomo, poi Ernesto Muro, Roberto Muro, mio grande maestro, insomma, accompagnati da Lorenzo De Paranuk, che è uno strumentista bravissimo, suona il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, insomma, e che ci sopporta, no? Ma a me proprio in particolar modo che ci sopporta di tutte e di più, e noi lo pigliamo in giro, no? Facciamo lo confondiamo, ogni tanto usciamo con Viviani, ma che c'entriamo su Viviani? Perché noi ce lo proviamo a parte così, vabbè, ma perché noi siamo questo, no? Diciamo anche che tu interpreti molto bene delle bellissime poesie di Giacomo, di Bovio, Viviano ma vai a me a parte, a te la dedica a te, è vero, come fai sempre Guappa, che è bellissimo. Semmai in un prossimo spettacolo può darsi, lui vuole che io faccia anche qualcosa di Viviani, ci proveremo, insomma facciamo questo viaggio, vogliamo ricordare, se no ricordiamo l'8 novembre San Carluccio, nel salotto piccolo teatro San Carluccio, salotto buono di Napoli, in un posto meraviglioso. Vi aspettiamo, una serata venite a trovarci, classica e magica nello stesso tempo. Abbracci.